Ragazzi, buongiorno. Stamattina se ne è sceso un po' la voce. Sono andata a fare colazione. Vabbè, da premettere che vabbè, il bar mi conosce, no? Sono comunque molto conosciuta nel bar, quindi hai detto meno male. A così parlo più poco. Stamattina sulla voce sono andata a scendere per far parlare più poco a me. Ragazzi, sono passata dal calzolaio per ritirare delle scarpe, madonna mia. C'è certa gente che lavora nei negozi, ma te non la faccio, mamma mia, è un'ugenia catena. E non ci ho fatto niente. Giuro mi sono comportata bene. Poi tra l'altro stamattina che manca la voce, quindi pure se me le ingazzare. Stamattina proprio non è cosa. Ragazzi, comunque niente, qui è una bellissima giornata di sole e vabbè, come sempre, perché devo dire che a Taranto è sempre bel tempo. E niente ragazzi, non lo so che cosa vi posso dire stamattina, a parte calzolaio che tenevo una faccia, tenevo proprio un genagito, proprio voglia di vivere e voglia di lavorare, saltami addosso stamattina. Ma non so, ma solo a mattina me ne voglio ridere, eppure non è che non ho motivo di stare pure un po' incazzata pure io, ve lo dico, perché insomma i problemi ce li abbiamo tutti, però allegria, allegria, come diceva il grande Mike, buongiorno. Va bene ragazzi, vi saluto, vi auguro un buon weekend e vi voglio sempre ricordare che io sono anche su Urbex Puglia, mi raccomando. Andate a visitare il canale e seguiteci sempre nelle nostre meravigliose e avvincenti avventure. Ragazzi, quando ci vuoi e Urbex Puglia, ciao. E giusto appunto, voglio, fate sempre come faccio io, ve lo devo dire per forza anche stamattina, quando ci vuoi, voglio, ciao.